L'Italia è estremamente all'avanguardia nel settore dell'automotive, non solo per la presenza dei grandi produttori, e viene tutti a pensare alla Fiat, ma ricordiamoci che l'indotto dell'automotive è estremamente consolidato, pensiamo ai grandi marchi, pensiamo alla Ducati, tra l'altro azienda del gruppo Volkswagen. Ma quello che ci preoccupa è l'indotto della subfornitura, che in Italia guarda assolutamente alla Germania come primo mercato di destinazione, e Padova solo nel primo semestre del 2015 ha esportato 96 milioni di euro verso il paese tedesco. Se dovesse in qualche misura fermarsi la locomotiva europea, la Germania, nel settore maggiormente strategico anche riguardo all'interscambio, sarebbe un grandissimo guaio anche per le nostre piccole e medie industrie. Ricordiamoci inoltre che l'export padovano nei confronti della Germania tocca i 600 milioni di euro. È evidente che uno stato di crisi del paese, una riduzione dei consumi, un incrinamento della crescita dell'economia tedesca avrebbe ripercussioni anche su tutti gli altri settori. Ultimo passaggio, ricordiamoci che il comparto automotive impiega in Italia tra produzione diretta e indotto 1.200.000 lavoratori.